Bene ragazzi, mi sentite? Spero di sì, qua dovrebbe funzionare tutto quanto. Allora, vediamo un pochettino, ditemi un po' se mi sentite, poi iniziamo. Allora, se mi sentite io inizio a dire un po' come funziona la cosa oggi. Allora, spero che abbiate letto la descrizione della stream. Allora, aspettate che... Ok, sì, mi si sente, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ok, perfetto. Allora, volevo dirvi che oggi la stream funziona così. Giochiamo un'oretta assieme fino alle 7, 7 e un quarto a Don't Starve. Don't Starve, per chi non lo sapesse, è un gioco stile Minecraft, si chiama Sandbox. Cioè, dove si va in giro e si costruiscono determinate cose con i materiali che si trovano dei materiali con il quale si possono fare item, eccetera, eccetera, e bisogna sopravvivere. So che da poco hanno fatto tantissimi aggiornamenti in questo gioco, quindi ho detto dai, facciamo una stream così li scopriamo assieme. Play subito. Avevo già un mondo fatto nella scorsa stream, infatti facciamo continue. L'avevo fatto nella scorsa stream e quindi, raga, continuiamo questo mondo qua. Ok, Ah, hanno aggiunto la pioggia! Gianni! Vediamo un po' come funge. Allora, vediamo un po'. Come potete vedere ci sono cose da cuocere subito. Penso che tra mezz'oretta stacco non la seguo tutta. Ah, sì, vabbè, se volete stare rimanete, se non volete stare non c'è problema. Però non chiedetemi di cambiare gioco. Oggi la stream sarà solo su Don't Starve. E tra l'altro volevo dirvi che è una serie questa che faccio di stream su Don't Starve. Infatti Don't Starve è un gioco che... non devi dropparla. Cucina, ok. È un gioco che tratterò soltanto in streaming. Cuciniamo anche le bacche. Vediamo un pochettino. Un saluto a tutti quelli che arrivano, raga. Adesso io giocherò un po'. Vediamo. Tanto sta per fare il giorno. Il nostro stomaco è a posto. Noi ci mangiamo una bacca giusto per... Ah, a proposito, possiamo costruire un'altra di queste, dato che questa sta finendo. Allora, vediamo un po' com'era il mondo. Qua ci sono un po' di risorse. Ok. Bella gallina, bella Datsukrixd. Non ti preoccupare, Sapu. Ah, fatemi sapere se lagga, non dovrebbe aver laggato ancora nulla. In queste stream io farò anche Minecraft ogni tanto, quindi state tranquilli che ce n'è in abbondanza. Allora, l'obiettivo di questa stream è costruire una bella macchina della, della scienza. Di sapling e di erba ne abbiamo già abbastanza, quindi potremmo fare una cosa, esplorare questo posto qua. Qui nella paglia si trovano i bisonti. Raga, sì, si vede al massimo in 360p, ma è normale, perché per vedere... Allora, innanzitutto per vedersi meglio dovrei avere la versione premium di XSplit, quindi la dovrei comprare. E la comprerei se non fosse che non ha senso, perché in Italia non... trasmettere più di 360p penso che altro che lag, sarebbe vedere un frame ogni 422 anni. Quindi voi Garibaldi, cioè si vedrebbe cioè, un frame l'ha visto Giulio Cesare, un altro Garibaldi e il prossimo lo vedrebbe Obi-Wan Kenobi proprio. Ok, qua non ci sono i bisonti, nonostante dovrebbe essere il loro... Ah, però qua su si potrebbe andare. Allora, sappiate che per costruire determinati... Sapo, io sono mezzo lombardo e mezzo sardo, potresti fare una streaming parlando in dialetto. Ma la gente non ci capirebbe un cazzo, detto tutto sinceramente. The Walking Dead quando esce il prossimo episodio, oh mio dio raga, esce domani. Se andate a vedere nella fanpage, ieri ho avuto un piccolo sfogo dove mi sono un po' incazzato con voi per un piccolo motivo. State sempre tutti quanti tutto il giorno a chiedermi quando esce il prossimo episodio di The Walking Dead. Io vi rispondo anche la maggior parte delle volte, però ogni giorno mi chiedono almeno 30 persone quando esce il prossimo episodio di The Walking Dead. E io lo dico, quando esce, dove cazzo sono quelle 30 persone al giorno? Cioè, dove sono? Chi è che non l'ha guardato? Perché me lo chiedete insistentemente e poi non lo guardate? Quindi raga, al posto di... probabilmente voi, molti di voi sono pigri e non vanno neanche a guardare se è uscito.
posto di chiederlo a me, andate a guardare. Se c'è bene, se non c'è, pazienza. Tanto ormai avete visto che il mio canale è organizzato abbastanza bene in quanto a playlist, cioè proprio ordinato ordinato. Vediamo, secondo te è stato un buon acquisto Don't Starve da 1 a 10? Sì, 10. Pagato pochissimo, 2 copie tra l'altro, una per me e una per la mia ragazza. Spettacolo, un gioco veramente epico. Tra l'altro ora che hanno aggiunto anche nuove cose, mi sa. Allora, qua stiamo esplorando un pochettino perché vorrei trovare un po' di... Bam! Eccola! Un po' di pietra. Vabbè, non è che sia molta. Speriamo di trovare un cosettino d'oro. No, non è quello. Peccato. Allora, vediamo dove possiamo andare. Qua so già esplorato, andiamo verso qua. Aspettate che aggiorno, che ogni tanto non arrivano i commenti. No, mi si è fottuto tutto. Aspettate un attimo. Voi state continuando a vedere il gioco, io sono fermo. Aspettate, metto in pausa perché sennò... No, non mi arrivano i commenti. Oh, eccolo qua. Attento allo stomaco, sì, tranquilli raga. Tanto poi, tanto poi me ne accorgo. Oh. L'hai comprato su Steam Don't Starve? Sì. Preferisci Minecraft o Don't Starve? Tutte e due. Bei giochi. Ho appena visto che c'è la maglia per i cani di Piccola Tale nel tuo store. Quando sarà disponibile? Raga, le cose nello store, dato che... Allora, devo fare un video in cui lo sponsorizzo. Sì, scusate, stavo leggendo un altro commento. Dicevo, farò un video in cui annuncerò dell'apertura dello store, delle magliette di Sabuda e queste cose qua. Beh, non funziona più. Ah, ok, mica, stavo schiacciando il tasto destro tipo... Tipo LOL, che ho appena imparato a giocare. Cioè, oh mio Dio, ho imparato, però ho provato a giocare. Nello store potete già acquistare le cose. Anche se non sono... Anche se non sono... Non l'ho sponsorizzato. Potete già acquistarle le cose. Se volete una maglietta potete acquistarla. Se volete la cosettina per i cani, idem. Sarebbe carino perché io, raga, ho messo i prezzi più bassi possibili. Per guadagnarci 1, 2, 3 euro massimo su ogni cosa. Cioè, sulle cose. Quindi non pensate... Dio! Cos'è questa cosa? Quindi non pensate che abbia fatto prezzi enormi, eccetera. Praticamente come funziona Spread T-shirt? Spread T-shirt funziona in questo modo. Questo cos'è? Ah, figo. Spread T-shirt funziona in questo modo. Ci sono dei prodotti base. Su questi prodotti base tu puoi applicare dei... Però qua io non voglio andarci subito, questa zona maledettissima. In questi prodotti base ci sono dei prezzi. Tu puoi aggiungere delle cose e ogni volta che aggiungi una cosa, tipo una scritta, un'immagine, eccetera, aumenta il prezzo. E quindi io ho fatto delle immagini, che sono poche perché altrimenti, cioè raga, nessuno comprerebbe una maglietta a maniche corte a 30 euro, posso capire una felpa. E poi posso decidere quanto guadagnarci. Quindi teoricamente io potrei guadagnare 100.000 euro su una maglietta, ma nessuno la comprerebbe. Cioè io potrei mettere anche 100 euro su una maglietta, però nessuno la comprerebbe. Io ho messo per fare in modo che io guadagni veramente poco. Tipo, quant'è? Avrò fatto 3 euro ogni maglietta? Penso di sì, una cosa del genere, non mi ricordo. Ho cercato sempre di arrotondare, quindi a volte può essere 3,20 euro, a volte 1,60 euro, cose del genere. 2,20 euro. 2000. Comunque, qua non c'era un cazzo. Dove siamo? Qui. Volevo andare qua. Hai mai pensato di fare un raduno? Io ho già fatto un raduno quando avevo circa 800 iscritti qui. Ed eravamo molti. Io non aspettavo che saremmo stati... Quanto erano? 16? Quanto eravamo? È stato divertente. Sì, lo farò più avanti. Lo volevo fare... giorni... attorno al giorno della Befana, ma non c'è stata l'occasione, diciamo... per vari motivi. Allora, qua. Cristo, non si aggiorna automaticamente sto cazzo di coso. Disabilità aggiornamento automatico. Ricarica. Ci farebbe qualcuno adatto a leggere... Cioè, adatto, che sto dicendo? Tutti vogliono il perizoma di Sabuda. Beh! A che servono i fiori? I fiori in questo gioco servono a mangiarli e ti ridanno un pochettino di sanità mentale, se non sbaglio, anche un po'
di vita, però non ti ridanno fame. E si può fare una coroncina di fiori, questa qua, che praticamente evita, guarda, la indossa, evita che ti cali troppo la sanità mentale. Quando farai un'altra poesia, quando ci sarà l'ispirazione, non è semplice perché ci vuole veramente un'ispirazione, e poi ci vuole tanto tempo per farla, quindi ci vuole ispirazione e voglia. E io non mi sento di fare cose se non ho voglia perché potrebbe sembrare una presa per l'Angelus. Beh, essere buggato il tipo. Mostra altri due nuovi commenti. Fai un fuoco veloce. No, non c'è ancora bisogno. Quando... Ecco, ora sì. Lol. C'è bisogno di correre. Facciamo qua. Olè. Così possiamo cuocere il boccone di carne. Poi le... Ami questo gioco? Ma mi piacciono... Sì, mi piace, altrimenti non lo farei. Farei anche Minecraft, solo che questa serie l'ho dedicata a Don't Starve. Poi farò anche quella di Minecraft. Mi piacerebbe che ci fosse il Piocco per leggere i commenti. Però il Piocco è di turno oggi, quindi non ci può fare compagnia in questo. No, no. Allora. Vai, scatenatevi, scrivete commenti adesso perché è notte, quindi posso leggerne di più, dato che non c'ho niente da fare. Bellissimo questo gioco perché è divertente. No, perché diversamente da Minecraft è molto più complesso sopravvivere. Usi bestemmie creative, dipende. Ma in generale non è che bestemmio molto, cioè anzi. Mi capita, però non mi piace essere esibizionista. Allora. Tra l'altro sta finendo il fuoco, ma tanto sta finendo anche la notte, quindi... Allora, vorrei trovare dell'oro. Andiamo verso giù, magari troviamo delle pietrozze dove c'è l'oro. Allora, andando avanti col tempo, mi piacerebbe che le persone diventassero sempre di più nei live. L'altra volta siamo arrivati sulla, mi sembra, quarantina come media. 60 di picco, 40 di media, che non è male per essere tra i primi live. Mi piacerebbe raggiungere molte più persone, quindi... Se avete degli amici che seguono me o se avesse... o se doveste avere dei... non lo so, degli amici che magari seguono YouTube ma non mi conoscono, cose del genere, fateglielo sapere, delle streaming, così magari possiamo essere di più. E non lo so, mi piacerebbe di più anche a me perché sarebbe sicuramente più divertente leggere strilioni di domande. Una buona graphic card per Black Ops 2? Questo mi chiedi? Ma qualsiasi. Diciamo che qualsiasi scheda grafica che non sia una cagata va bene per Black Ops 2, raga. Cioè, i giochi di COD... Il tacchino! Subioki, mi! Adesso chi stiamo now? Puoi fare il live in webcam. Non sarebbe male. Dai, facciamo così. Dopo vi rimetto la mega canzoncina. E mi metto in webcam forse. Dai, ci pensiamo. Oppure la prossima volta, non lo so, vediamo. Fai mangiare al tipo Pudda. Ci sono le api, le carote. Mamma, le carote sono la cosa che danno più nutrimento in questo mondo. Sapuda lavori. Qualche lavoretto qua e là. Execution di Black Ops 2 diamantata. Raga, dovrei fare tutti gli headshot prima. E vi dico sinceramente una cosa. Black Ops, cioè non Black Ops, Call of Duty in generale mi sta sconquassando la quaglia. Nel senso, sono un po' incazzato questo periodo con COD, perché non riesco a giocare benissimo. Cioè, gioco bene, però non ho troppa voglia, quindi mi sto prendendo una pausetta. Gioco una volta ogni tanto. 3 domande. La macchina faresti un raduno in Puglia? Sì, il raduno in Puglia sì. Io non appena avrò un po' di soldi andrò a Bari di sicuro al 100% perché devo incontrare... Voglio conoscere, gliel'ho già anche detto, Kitty di Parliamo di Videogiochi, Kitty T. E quindi anche gli altri di Parliamo di Videogiochi che bene o male ho sentito più volte. Non vedo l'ora di poter andare. Penso che potrebbe essere la prima destinazione. Le prime destinazioni io penso di
di viaggiare un pochettino nella mia vita, no? E i primi posti in cui vorrei andare, o a parte quelli in cui sono già andato, ma comunque non ero ancora saputo, penso che possano essere Bari, Torino e Roma, che sono i posti in cui più ci sono persone che conosco, eccetera, eccetera. Io sono pugliese, minchia, sono di Bari. Io so bar. Lol. Io a Bari sì, ci verrei molto volentieri. Poi vorrei andare a qualche comics, però boh, non lo so. Mi piacerebbe andare al Romix, però boh, bisogna vedere un po'. Avrei anche persone che mi ospitano teoricamente, però... Perché sto leggendo un commento interessante? Sì, ha ragione questo ragazzo che dice che è molto buono Black Ops 2, è molto divertente. Che... Che si assomiglia a MV2 nel senso come divertimento, solo che c'è l'aggiunta di zombie. Sì, è vero, in effetti Black Ops 2 ed MV2 sono i giochi che più mi hanno divertito. Di dove sei? Di Cagliari. Vieni in Friuli da Skeg. Ci verrei volentieri, però non devo fare devo fare una cernita sui posti in cui poter andare. Comunque in questo posto non c'è più una sega, quindi noi ce ne andiamo qua. Mamma! Allora, ho abbastanza legna per fare il prossimo fuego? Penso di sì. Puta, ma la ghirlanda si è materializzata... No, l'ho fatta prima, l'ho anche detto. Conosci qualche paese d'Abruzzo o no? Sapu, hai visto che su YouTube un tipo ha fatto vedere che c'è il lag compensation sia offline che online? Allora, su console sì, c'è il lag compensation su MV3, sia online che offline, e anche su PC su MV3. Ma su computer, in Black Ops 2 online, abbiamo i server dedicati. Non personalizzabili, nel senso che sono ufficiali, ma comunque quando giochiamo ci buttano dentro i server. E quindi non è che ci sia tutto sto problema di lag, anzi, se tu hai una connessione semi-decente non è assolutamente problem. Io vorrei capire dove cazzo devo andare qua. Cioè guarda, l'unico spiraglio è questo, quindi devo attraversare il viola. Inizia una serie su FIFA, no raga? FIFA lo escludo quasi a prioros. Oddio, cos'è? Un corvo. Ok, io direi di... Qualcosa mi voleva attaccare. Fra un po' si fa notte. Aspettate un attimo, leggo un commento. Da noi non c'è quasi niente di eventi. A Bari c'è Neverland come un negozio di manga e anime tipo vende fumetti. Costumi da... Anche a Cagliari c'è il Neverland. Ma fai parte dei J300? Sì, faccio parte dei J300. Anche se non ho ancora fatto il montage di... Merda! Anche se non ho ancora fatto il montaggio di ingresso ufficiale. Però in realtà lo vorrei fare non appena rientra anche la mia ragazza nel clan, ma non so. Vediamo un po'. Spero che ci ritorni, se non ci ritorna pazienza. E vedremo un po'. Perché lei è un mostro davvero col cecchino, solo che non è abbastanza convinta di esserlo, quindi a me da wabibi. Facciamoci il fuocherello, cuociamo le becche. Poi dal quinto giorno poi ti esce la barba. Sì, sì, lo so, I know. In realtà sto cercando... Sì, Miss Ever and Ever, c'ho la pagina Facebook, è linkata ovunque nel canale, puoi cercarla tranquillamente. Ok, abbiamo fatto tornare buone anche queste cose qua. Aggiungiamo un po' di carbonante e mangiamo ben 4 bacche. Leggiamo un po' di commenti. Ah. Ben... Oh, siamo... Beh, stai zitto. È ripartito il video.
Ma hai conosciuto la tua ragazza su... Sì, raga, io ce lo vorrei fare un video su... Faccio parte dei J300, i VL7 si sono sciolti. Io lo vorrei fare un video con la mia ragazza, ma non siamo ancora pronti, diciamo, lei non ha voglia. Sapo, dovrei registrare ogni partita al cinema per fare un montaggio di MV2. Sì, perché su MV2 non c'è... Cioè, ogni partita in live, sì, perché su MV2 non c'è il cinema. E la mia ragazza no, non l'ho conosciuta su COD. La mia ragazza l'ho conosciuta in un modo particolare. Ho visto che un giorno mi aveva commentato un video. E allora le avevo scritto che ero contento che le era piaciuto. Oddio, non andare là! Che ero contento che le era piaciuto. Siccome avevo pochi iscritti, era il periodo in cui mandavo un po' messaggi a tutti per ringraziare. E quando lei aveva commentato la poesia su Me la godo l'avevo ringraziata. E guarda caso abitava tipo a un paio di metri da me. Allora gli ho detto: ma perché non viene il raduno di Sabuda che farò a luglio? Lei non era potuta venire, allora avevamo deciso di incontrarci in un altro momento, così per conoscerci e... l'amore. E lì ci siamo conosciuti. Giochi spesso all'Left 4 Dead? Non troppo quanto mi piacerebbe, ma perché più che altro, boh, ho troppe cose da fare. Cioè, troppi giochi a cui giocare, cose del genere, quindi non... Perché hai deciso di fare Don't Starve solo in live? Perché è più divertente, voi che mi date i consigli, fai questo, fai quest'altro, invece è un po' più noioso farlo normalmente. E sono sicuro che siete anche d'accordo. Il problema è che non si trovano pedre. Pedro? Hai saputo che Ultra Alem eccetera devono fare una cosa su Team Fortress? No, non l'ho saputo e non è che mi interessi troppo, perché Team Fortress io non... è uno di quei giochi che non mi piace proprio. Cioè non... può essere carino tutto quello che vuoi, ma l'ho provato, non c'è verso di farmelo piacere. Mentre LOL, cioè League of Legends, io l'ho sempre criticato, nel senso ho sempre detto che non mi piace, eccetera, eccetera. Poi però alla fine... io lo sapevo che dicendo così stavo un po' cercando di non farmelo piacere, perché è uno di quei giochi che probabilmente giocandoci un po' mi piace e non vorrei cadere nel baratro di giocare sempre solo a quello. Infatti sto riuscendo a giocare tranquillamente a quello e anche ad altro adesso che ho proprio iniziato ora. Ed è abbastanza carino, diciamo, non c'è nulla di male in LOL. Sì, è carino e soprattutto è uno di quei giochi in cui io sono portato, quindi spero di diventare un po' migliore entro un po' di giorni, altrimenti lo abbandono perché non faccio un cazzo nelle partite. No, non è vero, perché alla fine qualcosa... Oh, una rana! Muori, troia! Ah, mi ha fatto tutte le carote. Allora, io... facciamo così, andiamo verso qua, che vorrei trovare... Raga, non arrivano più commenti, faccio un refresh veloce. Oh, ecco, sono arrivati. Se facessi anche The Walking Dead in live, raga, devo darvi una brutta notizia. Per quanto riguarda The Walking Dead, anzi, prima di darvi la brutta notizia, scrivete in chat secondo voi qual è la brutta notizia. Sto aspettando, eh. Sì, ogni volta schiaccio pausa, invece teoricamente va. Sì, il live lo carico sul canale anche, cioè rimane automaticamente, a meno che non sia più di 4 ore. E non ho assolutamente intenzione di farlo più di balaborba. Cazzo, c'è un casino di carote da raccogliere. Vabbè, almeno per quanto riguarda il mangiare siamo a posto. Lal. Aspetta, adesso sono curioso di leggere cosa avete scritto di The Walking Dead. Allora, ho già finito il gioco? L'hai registrato già tutto? Che The Walking Dead ha avuto poche visual, non farai più The Walking Dead oppure farai un po' solamente live Don't Star? Hai già registrato tutto The Walking Dead? Hai preso il salvataggio? Non dirmi che lasci la serie. No, allora, la brutta notizia è tra virgolette, nel senso, io The Walking Dead l'ho già registrato tutto per due motivi. Prima di tutto perché mi è piaciuto talmente tanto
Appunto, c'è un... Aspettate, vi dico prima l'altro motivo. L'altro motivo è che non volevo spoiler. E quindi l'ho voluto fare tutto in fretta, perché se qualcuno di voi l'aveva già giocato e vi faceva spoiler nei commenti, io l'avrei impiccato. Come ad esempio, se non l'avessi ancora finito, un tipo adesso ha scritto uno spoiler nei commenti. È uno spoiler sbagliato perché non è vero, o forse sì, vabbè comunque. E quindi non volevo spoiler. L'altro motivo è perché mi è piaciuto talmente tanto che ho voluto giocarlo tutto subito, veramente spettacolo puro. Quindi è già tutto registrato, quindi non lo posso fare in live per quello. Qua non si trova un cazzo. Oh, guardate, un cazzo sembra questo. 1, 2, 3. Andiamo verso su, va. Semi. Io vorrei trovare un po' d'oro, cioè la missione è quella, ma Cristo, non si trovano solo perdigone così in terra. Comunque quasi quasi, cioè mi viene la voglia di andare nel mio profilo di YouTube e farvi vedere quanto guadagno. Giusto per farvi capire un po', siccome da poco è successo che ho visto gente insultare YouTube e tizio qualunque perché aprono 1000 canali per fare soldi eccetera eccetera. C'è veramente roba fuori dal mondo. Ma voi pensate veramente che si guadagna così tanto su YouTube? Mi piace di più il gioco o la serie TV, tutte e due. Voi pensate che si guadagni veramente così tanto con YouTube? Ragazzi, fuori dal mondo. Cioè, girano delle voci assurde. Girano voci allucinanti. Gente che dice, ma guarda che con una settimana un mese di partner vi fate 600 euro. È assurdo. Ci sono persone che devono lavorare per fare 800 euro al mese. Allora, uno, non è assolutamente vero, ma neanche dall'altra parte del mondo, anzi sì, dall'altra parte del mondo che è l'America, sì, si guadagna con YouTube e non c'è comunque niente di male. Non è assolutamente vero che si guadagna così tanto. E non è assolutamente vero che delle persone fanno YouTube, fanno video su YouTube o streamano su Twitch solo per quello. Non è assolutamente vero per più motivi. Allora, se una persona non ha della passione, non inizia neanche. E soprattutto se inizia perché vuole solo guadagnare, si vede da subito. Raga, subito. Non c'è... Oh, è oro! Bella. Non c'è nemmeno il tempo di... Non ha nemmeno il tempo di fare 2 video che la gente si è già accorta che quello è iniziato solo per guadagnare. Ed è una cosa allucinante questa gente che va in giro e dice ma lo fate solo per guadagnare. Ma mettiamo che è così. E anche se fosse, qual è il problema? Perché alla fine deriva tutto da gente che... deriva tutto da gente che... Oh, cos'è questa? Oh my godness, cosa ho trovato? Bella lì. Bella lì. Qua ci facciamo l'accampamento Uber Power proprio. E ho trovato pure una shovel. Madonna. Questa è novità, Facciamo qua il fuocherello. Qui lo facciamo. Eccolo qua. E quindi, allora, non c'è niente di male a guadagnare. Non c'è niente di male a guadagnare qualcosina con i soldi, con la partner. Ma perché dico che non c'è niente... No, non mangiare, coglione. Perché dico che non c'è niente di male? Dico che non c'è niente di male perché chi fa musica si diverte, perché fa una cosa che gli piace, cioè fare musica, e ci guadagna. E chiunque ascolta musica. Quindi cos'è? Smettiamo di ascoltare musica perché chi fa musica ci guadagna? No. È giusto che loro creino un prodotto, come noi creiamo i video, loro creano canzoni, e vengano retribuiti. Ed è giusto così. Chi fa calcio si diverte e guadagna. Si diverte e guadagna e allora... a me da Wabibineio. Cioè, scusate, io veramente questa cosa della gente che ti insulta perché guadagni non l'ho ancora capita. Ma anche per gente che... Aspetta. Ma è vero che ogni 1000 mi piace si prende 1 euro, ma vedete, tutte ste puttanate, da dove le tirate fuori? Cioè, veramente, ditemi chi ve le dice. Perché è veramente assurdo. Guadagni tipo 5 euro. Raga, io guadagno più o meno 80 centesimi al giorno. Quando mi va bene arrivo a 2 euro. Ma... cioè, secondo voi 2 euro al giorno quando mi va bene sono 60 euro al mese. Anzi, dollari, scusate. Da 60 dollari fate una cosa. Iniziate a scalare. Allora, vediamo se posso fare la macchina della scienza. Bella. Da 60 euro
Da 60 dollari iniziate a fare il cambio con gli euro, fai 45 euro. Da 45 euro togliete il 30% e fate che sono più o meno 7 euro. Ci guadagno 37 euro in un mese. Cioè, secondo voi è molto? 37 euro in un mese? Dai, non scherziamo, non scherziamo. Ok, sto piantando le piantine. Mamma, che culo aver trovato questa roba qua. Volevo finire di cuocere, ok, le carote. Ok, adesso voglio avvicinarmi qua per fare la chest. Come si faceva? La chest... Qua? No. Qui? No. Oh! Dov'era la chest? Raga, non mi ricordo dove Cristo era la chest. Ah, eccola. 3 di quelle cose di legno. Quindi facciamo 3 di queste. Uno. Una big domanda. Cosa vuol dire a me da bebineio? Un cazzo, raga. Non vuol dire praticamente niente. Lo dico così per scherzare. No, no, non ho legna. LOL. Facciamo subito. Speriamo che tra l'altro qua intorno ci siano bufali così prendo la cacca per fare... No. Così prendo la cacca... ma raga, più di... Allora, io ho fatto un calcolo. Più di Pi, secondo il mio calcolo, dovrebbe guadagnare più o meno 20.000 dollari al mese. Ma è giusto così. Oh, la cacca! Vuol dire che ci sono i bufali Johnny! Scusate, ma seguendo sempre Johnny Creek mi viene da infogarmi. A parte che tutta quella roba di Gianni, eccetera, deriva dall'ingegner cane di come si chiama? Mai dire gol, mai dire quelle cose là. No, ma quindi i bufali adesso stanno anche in questo biome. Bello così. Allora, vediamo un po'. Ma anche il Luke 4316, raga, guadagna. Ma buon per lui, cazzo, magari. Minchia, oh, questa cosa dei Simoni Grabber, eccetera, eccetera, bla bla bla. Siete proprio fissati, non avete capito nulla. È proprio rompipalle, sapete cosa vuol dire? Madò. E non ditemi che non ho ragione. Intanto aggiorniamo la pagina che non mi arrivano più comandi. Cosa vuol dire? Me la godo The Face Game. Me la godo. Perché molti dei prodotti sono loro. Anche in The Face Game. Però alla lunga guardare top, clip eccetera, che sono sempre più o meno simili, le stanca un pochino. Vediamo. Ste puttanate dove le partorite? Ah, qualcuno ha scritto facchea, sdrogheggi. Allora, lo scrivo un'altra volta, ti banno. Intanto qua continua a cacarmi in testa, vabbè. Ah, ecco qua. Dobbiamo ricordarci che la nostra miniera d'oro è qua. Dove è sparito il fuoco? Oh. No, qui mi serve la mia ragazza. Dov'è sparito il fuoco? Ma non è che avevo fatto quello sbagliato? Sì, infatti c'ha ragione questo ragazzo che ha appena... Aspettate, io intanto faccio questa roba qua. Ha ragione questo ragazzo che ha appena scritto: dedichi un po' di tempo a YouTube. E giuro, è giusto che... no, scheg, assolutamente. Non dire che su Social Blade si possono vedere i guadagni, perché Social Blade dice una marea di... Cioè, vedi... Social Blade è proprio quella cosa che fa pensare alla gente che noi guadagniamo chissà chi, chissà cosa. Invece assolutamente su Social Blade ci sono scritte solo stronzate. Social Blade assolutamente la cosa più sbagliata che possa esistere. No, questi con questi. La pala la mettiamo qua. Questi pure. Questo pure. Vediamo di fare il fuoco intanto. Ah, avevo fatto il fuoco piccolo. Meglio, meglio. Questo ragazzo dice: si dedichi a fare mai una serie su The Sims. No, cosa ne pensi dell'addio di Albi a Gimbal? Non me ne frega assolutamente niente. Anzi, non sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo con loro. Cioè, nel senso, se loro, Lego, Albi, eccetera, hanno voluto lasciare Jimba, buon per loro.
Cioè, era una loro scelta, quindi è giusto che l'abbiano fatto. Però non sono d'accordo su quello che hanno detto. Cioè, non possono esserci rimasti male su una cosa della serie. Noi siamo di Jimba. Cosa è Jimba? È un'azienda. Noi abbiamo il nome, il nostro canale ha il nome di quell'azienda. Quindi significa che noi dobbiamo sottostare a quello che dicono loro. Loro sono il capo. E dal momento che noi abbiamo deciso di fare, noi sto parlando come quelli di Jimba, non sono io, dal momento che loro hanno deciso di fare di fare di avere questa partner. Ma questo ma perché non me l'ha creato? Ho sbagliato di nuovo. Ehm... Dicevo, quindi se loro hanno deciso di lasciare, cioè, ok, la loro decisione è loro, ma lo dovevano sapere dall'inizio che era così. Poi non ho abbastanza esperienza da poter dire certe cose, cioè non sono abbastanza informato, lo sono, però non troppo. E altra cosa, io ad esempio approvo che Ambu e gli altri siano rimasti in Jimba, assolutamente. Allora, secondo te qual è il motivo della partner? No, che cazzo sto dicendo? Secondo te qual è il motivo basso? Secondo te qual è il motivo del basso rendimento della community italiana? Allora, la community italiana non ha un basso rendimento. Continuando di questo passo, arriveremo anche noi italiani ad avere qualcosa come 100.000 iscritti, come Johnny Creek, 1 milione di iscritti. L'Italia non ha pochi. No, si è spento il fuocherello. Vabbè, meglio, così facciamo questo. No, devo fare una torcia. Oh, beh, non la fa. Oh, fai la torcia, testa di... Raga, non fa il fuoco questo qua. Perché non fai il fuoco, cretino? Madonna, che infarto che mi è venuto. Dammi vita. L'Italia è un popolo di vecchi, non è vero neanche questo. Dite una moda di puttanate. L'Italia è un popolo di gente giovane e stupida. Ecco cos'è l'Italia. Ehm... E quindi diventa merda perché la gente fa cazzate. Dice cazzate, convinta di cazzate, eccetera, eccetera. Allora, il rendimento di YouTube... Allora, in America sono... diciamo, anche in America sono rompipalle le persone. Ma in Italia lo sono per cose stupide. In America è un lavoro YouTube, ma perché? Perché ormai è tanto sviluppato. E prima o poi, anche in Italia, arriveremo a quei livelli là. Cos'è che il rendimento basso della community italiana? La gente, il fatto che sia nuova. E quindi il fatto che sia nuova comporta il fatto che... Aspettate che mangio queste due cose che stanno andando male. Comporta il fatto che, essendo nuova, la gente è inesperta, c'è ancora un pubblico abbastanza ridotto, eccetera, eccetera. Ah, ci facciamo una... Facciamoci un'arma, questa qua. Dov'è? Dov'è? Eh... Perché non trovo l'arma? Ah, ecco, perché qua, stupido. Ah, questa è una cosa nuova. Allora, questa mi serve una corda, quindi dobbiamo fare la corda che è qua. E poi possiamo fare questa, perfetto. Ok, possiamo andare in giro. E io, ma se io conservo qua roba da mangiare, tipo queste cose che stanno marcendo, cosa succede? Lasciamole là, vediamo. Allora, possiamo andare in giro, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa c'è qua intorno. Consigli per un clan che ha aperto un canale YouTube per farsi conoscere meglio. Raga, non ci sono consigli per far conoscere meglio un canale. Fate quello che dovete fare, abbiate passione e se piacete sarete ricompensati. Se non piacete, pazienza. È sempre così. Io faccio parte anche di J300, che sono un clan meraviglioso. Sniper fortissimi tutti quanti, ma per ora il successo è ancora abbastanza ridotto. Prima o poi arriverà per tutti. Tette o culo? Ma sempre sta domanda dovete fare, l'ho sempre detto, culo.
Ai ai, cosa è per me YouTube? Per me YouTube è uno sfogo, un divertimento, un modo per stare con la gente, un modo per giocare i giochi con altre persone. Io sappiate che ho sempre giocato, però sempre in compagnia di amici solitamente. Quindi questa cosa di YouTube per me è un modo... No! Guardate la domanda che mi hanno appena fatto. La continuerai a fare la serie di The Walking Dead? No, no, l'ho interrotta la serie di The Walking Dead. Perché... No, sto scherzando. Quindi non... c'è gente che si disiscriverebbe solo perché ho detto questo. La serie di The Walking Dead è già tutta registrata. Ve lo dico proprio per evitare... È già tutta registrata, quindi io so già che cosa succede alla fine. E non vedo l'ora che escano i prossimi 6 episodi. Ah, si è fottuta la pickaxe. Tra l'altro mi piacerebbe fare anche un po' di hardcore Minecraft, però lo facciamo in un altro momento, non oggi. Nico, è anche quello YouTube, stai tranquillo. Cosa ne pensi delle connessioni di COD? Che sono fatte, che sono basate sugli americani e quindi sono giuste è giusto che siano fatte così. Perché alla fine se ci pensate loro non è che possono basare il sistema di connessione di un gioco sui paesi del terzo mondo come siamo noi. Loro basano il gioco su... mi stanno marcendo i fiori raga, pazienza. Che cosa devo fare? Cos'è questa roba? Ma c'è un inceneritore, tipo qualcosa da buttare. Oddio, Dio, 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 indicaggio... Vieni qua. Muori? Oddio, ce n'è un altro, ce n'è un altro. No, 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 sto morendo. Allora. Scappiamo con questo. Minchia. Scusate se non leggo, segui il calcio, sì. Vieni qua, pezzo di merda. Oh, questa che la daremo ai porci. Mangiamo. Ok, grazie della vita, mamma. Ah, questo è morto, pezzo di merda. Non capisco perché ogni tanto arrivano quelle robe là. Allora. Ah, eccolo qua il campfire. Allora, mettiamo questo. Che poi non c'è bisogno di metterlo ora, vabbè. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Allora, possiamo fare altri berretti coi fiori. E sostituire questo, che è marcissimo. Anzi no, facciamo così. Questo lo conserviamo qua. E anche questo. E no, vedi, queste cose marciscono. Ma se la mangio? Cos'è? Rot. Rota in culo. Ah, non fa nulla. Potrei dare da mangiare a loro? No, vabbè, lo lasciamo qua. Magari diventa qualche altra schifezza. Leggiamo 2 commenti, va? My Battle Puda, ora che è uscito Endgame, fare un episodio? Sì. Secondo noi diventerà un youtuber fortissimo. Speriamo, raga. A volte mi capita di abbattermi un pochettino, però commenti, vabbè, è normale. Me da bibineio. Allora. Allora. Leggiamo un pochettino. Cosa fare con il Battle Puda? È finito da sempre o cosa? No, farò un... Hai mai giocato a Assassin's Creed? Ovvio, è il mio gioco preferito. Sapo, non sprecare così le pigne, piuttosto piantane tante e bruciale per fare il carbone. Vabbè, continuiamo. Tanto facciamo un altro 20 minuti e poi a Medau. Volevo vedere come si fa la trappola per gli uccelli.
E questo? Alchimia. Ah, hanno fatto un casino di roba nuova! Fighissimo, mi sono infocato, raga. Rainometer. Questo? Rotten Egg. Minca! Questo è rot. Stonewall. Minchia, che figata. Raga, hanno fatto una marea di cose nuove. Compratevi assolutamente questo gioco perché ne vale la pena. Allora, cosa stavo cercando di fare? La tenda. La tenda. Si può fare la tenda ora. Bird trap. Ah, dopo andiamo a scagassare un po' il cazzo ai ranni, va. Qui è fate a notti. Olè. Facciamo così, piantiamo. No, non drop. Pianta. 1, 2, 3. Olè. Possibile che ti ho visto vicino a via Garibaldi, sì. Quanti anni hai? 21. Quei rot sono i cibi marciti, sì, lo so. Allora, volevi vedere la bird trap, così. Questo cos'è? Il coso per dormire? Sì. Dai, lo facciamo così ci restauriamo un po' anche il cervelletto. È qua? Sì. Ah no, eccola là. Vabbè, lo facciamo per dopo. Allora, queste le dobbiamo bruciare. Dov'è la torcia? No, spero che non bruci anche la macchina della scienza, però. Vabbè, vediamo. No, toglila questa. Dobbiamo mettere l'ascia, eccola qua. Che genere di film ti piacciono? Minchia, i fantasy mi piacciono un casino. Oddio, cosa sta succedendo? Ok, prendiamo il carbone. Voglio assolutamente fare la tenda, anche se mi dicono che non serve a nulla, ma sono curioso. Allora, tu te ne devi andare da vicino al mio campo, l'hai capito? Va? Questo vuole morire. Ma se gli do da mangiare, no. Questi stanno crescendo, bene, bene. Abbiamo un casino di roba da mangiare, quindi possiamo nutrirci in santa pace. Qualcuno di voi è milanista che inizia a prenderlo per il culo, bene, bene. Ah, giusto, dobbiamo andare a cagare il cazzo ai ragni. Ok, dove erano? Sì, qui. No, allora. Ah, eccoli! Ti è mai successo di pensare di mollare tutto e smettere con YouTube? Sì. Ciao a chiunque stia andando, ciao a chi è venuto. Metti Don't Starve in un contest. Lo compri tu? Perché io non, non ho pecunia. Se seguite la pagina Facebook avreste visto che ho appena buttato 300 euro per... Se non li uccidi in tempo, fanno i piccoli, diventano un sacco ed estremamente difficili da uccidere. La tenda rigenera la salute mentale. Ma anche il sacco a pelo dovrebbe. A quanto so. Più che altro mi servono ragni. Ah no! Sapete cosa faccio? Li do fuoco. Dato che so che si può. E non se la prendono neanche con me. Perché ci sono i ragni d'oro? No! Oh mio Dio! Ma avevo visto nel coso di Duke che non se la prendevano con me. Ok, sono morto, raga. Come si recupera la salute?
Cazzo, mangiamo molto in fretta. No, questi... No, non è possibile. Ma cosa è successo? Si è svegliato. E mi ha attaccato. Che sfiga. Che sfiga. Mm. Certo che conosco i 30 Seconds to Mars. Comunque sono un coglione perché mi sono avvicinato a quel tipo... Così. Vediamo che tipo di mondi si possono fare ora. Adventure, Sandbox e Custom. Allora adesso raga, prendiamo una decisione assieme. Allora. Vediamo un po'. Dovresti farti i pupazzi del respawn. Che cazzo sono? Allora, adesso vi propongo una cosa. Volete un po' di Minecraft Hardcore? Oppure chiudiamo qua lo streaming? Minecraft Hardcore al massimo fino alle 19:30. Massimo proprio. Ragazzi? Minecraft Hardcore? Ok, volete tutti Minecraft. Allora, frattanto che io faccio il cambio, vi risorbirete tutta la musichetta. Pronti? A tra poco.
Bene, bene, eccoci qua. Con Minecraft. Ma c'è un problema. Cioè, o meglio, non c'è nessun problema, però c'è una novità. Minecraft è stato aggiornato oggi alla 5.1. Quindi significa che ho aperto una modalità creativa per vedere se ci sono cose nuove. Perché sono veramente curiosissimo. Quindi andiamo subito. Beh. Ok, laggerà moltissimo, soprattutto all'inizio. Grazie per avermi fatto spawnare. Ah, ok, nella giungla, ma qua si può allegramente stare. Guardate come se... Porca... Mamma. Appena creato Minecraft. Allora, hanno detto che era cambiato tutto il sistema della pietra rossa. Quindi vediamo un po' come funziona. Vediamo se funziona allo stesso modo. Allora. Teoricamente dovrebbe funzionare tutto allo stesso modo, ma... Cioè, o meglio, teoricamente dovrebbe essere diverso, ma funziona allo stesso modo. C'ho il FOVA 90, ragazzi. Voi ce l'avete il FOVA 90? Cosa sta succedendo? No, mi serve qua così. Vediamo un po', leggiamo un po' di commentucci. Il FOVA 90. Scrivono 5.1, bella così. Allora, vediamo un po'. Potremmo anche andare adesso. Ma perché qua c'è scritto 1... Ah! C'è scritto 1.5, ma... Cosa c'ho aperto? Don't Starve... TS... Oh, mi scrivono su... Ma non apre il cazzo. Minecraft 1.5, vabbè. Giocatore singolo, andiamo nell'hardcore. Eccola là, siamo già nella merda. Ah, giusto, stavamo ricercando la casa. La casa dove cazzo era? Vicino al laghetto. Merda. Siamo nella merda. Mi ricordo che la casa era vicino al laghetto. Qualcuno di voi si ricorda dove era la casa? Minchia mia, a me che non mi salvo le coordinate. Mm. Cazzo, voglio ritrovare la casa, però come prene cosa, avemmo. Poi piove qui. Poi buggatissimo. Oh, lì c'è un altro laghetto, quindi vuol dire che magari c'è la casa. Dai, dai. No, questo è un fiume. Porca c'è la miseriaccia. La cosa bella, oddio, è che... c'è uno zombie villain. C'è un villaggio là, in un mondo d'incanto. Il villaggio è canto dei Pokémon. Oddio. Allora, adesso facciamo una cosa. E il bello è che potevamo dormire a casa. Ne ho lana presso. No, l'ho tutta conservata. Però potremmo andare nel villaggio subito subito. Il villaggio è canto dei Pokémon. Qua secondo me lagga come le belve. Ma ragazzi, Minecraft all'inizio lagga sempre. Quindi non rompete le quaglie perché all'inizio per forza. Quindi non c'è via di scampo. Innanzitutto proviamo a prendere sto cane. Vieni qua. Eccola là, arrutue. No! Se mi muoio mi incazzo. Sentite che è bellissimo italiano. Se mi muoio. No, raga, io sto morendo. Cioè, non è possibile. Andiamo via. C'è un Enderman pure. No. Non posso morire. No, c'è un altro zombie. E un altro... è un creeper. Beh, vabbè. Questo posto sembra figo pure. Che a metà tra la forestalla, eccetera. Mamma, che qua abbiamo trovato...
Un Enderman. Abbiamo trovato subito il villaggetto pieno di zombie. Ma quel villano è coglione, vai via da lì. Madonna. Grazie per l'ospitalità. Vai via. Cosa mi vendi? Sì, vabbè. Tu? Vabbè. Purupurupudda. Cambia gioco. Allora, non ho incominciato a chiedere di cambiare gioco. L'ho appena cambiato. Finisco qua una mezz'oretta di Minecraft e poi basta. È la fine per te, come direbbe YouTube. È la fine per me. Dai, quanto cazzo manca il giorno? Se questo non si leva dal cazzo... Vabbè, io che cazzo faccio qui? Non è possibile. Vai via, vattene. Devo andare a salvare... Devo andare a salvare... No, aiuto! Ma vaffanculo, va! Puttana! Vabbè, raga, siamo morti ovunque oggi. È il Papa questo. Ah, hanno scelto il Papa. Cos'è, un Papa nero? Vediamo subito, cerchiamo subito la notizia. Allora, Papa. Ma vaffanculo, elimina il mondo, va. Ma... Cioè, ma vi rendete conto di come sono morto? Come un coglione. Ai ai. Vabbè, raga. Cosa ne dite? Vai, faccio vedere un po'. Voglio andare un po' su MineZ. Così vediamo. Sempre se... Oddio. Sempre se non lagga troppo. Potrebbe laggare come maiali proprio. Torna al gioco. Andiamo su MineZ. Eccolo lì. Allora. Spawn. No, MineZ spawn. Intanto... Allora, si spawna con un po' di roba. Ah, a proposito, scusate, mi apro la mappa di MineZ, così siamo più nella Amedawa Baby. Giochi online, MineZ map. Ok, eccola qua. Ogni tanto vado a leggere un po' i commenti. Oddio, l'hanno modificata, no? Ok. Allora, dove sono spawnato? Vediamo un po', F3. Sono su 1500-400 più o meno. Quindi dovrei essere qua. Scusate se voi non lo vedete, ma pazienza. 1500-400, ecco qua. Vicino c'è una città, 1720-400. Vediamo un po' di andare. 1720-400. Ok, stiamo andando giusto. Allora, come funziona? L'Ender Eye è una specie di ricetrasmittente. Se voi lo mettete nel canale 1, parli con quelli che ce l'hanno sul canale 1. Se lo metti sul canale 2, parli con quelli che ce l'hanno sul canale 2, eccetera, eccetera. La carta serve per bendarsi. La spada di legno... Oh, c'è gente... No, no, non uccidermi, non uccidermi. Non uccidermi. Non uccidermi. Ok? Non mi uccidere. Vabbè, lo attacco io, vai. Mamma! Mamma! L'abbiamo fottuto. L'abbiamo fottuto alla grande. Sono un pezzo di merda. Sì, lo so, sono un pezzo di merda, però... No, 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 è diventato uno zombie. Non mi devi far male. No, sto sanguinando. È diventato uno zombie questo qua. Secondo me non avete visto un cazzo perché avete laggato troppo. Vediamo un po'. Perché ho laggato. Sono sicuro. Minchia se è laggato. Secondo me non avete capito. Non avete visto né capito un cazzo. Infatti. Non arrivano neanche commenti. Ma mi vedete? Rispondete se sì. Poverino quel tipo però. L'abbiamo inculato di peso. Vabbè, pazienza. Allora, questa mod, ragazzi, si chiama MineZ. È praticamente la versione di DayZ di Minecraft. Bisogna sopravvivere contro le persone e contro i mostri. Sono stato un infame, ma l'ho fatto solo perché ero in streaming. Solitamente faccio sempre team con la gente che incontro. Perché qui veramente contro i mob è difficilissimo.
Allora, vediamo se... Oh, qua è morto qualcuno. Bella, dammi tutta sta roba. No, no, uno zombie mi ha sentito, raga. Mi ha sentito uno zombie. Ah, questa è una persona che è diventata zombie, eccolo. Fa venire una paura ai rumori che fanno gli zombie quando camminano in questo gioco. Ok, bella, abbiamo un casino di altra roba, raga. Siamo a cavallo. Allora, ci mettiamo qui. E ci possiamo mettere la silver armor. I gambali. Member armor tinto. Perché si può tingere il silver. Fighissimo. Questo non mi ha visto. Oh cazzo, è sempre uno zombie. Madonna, sta gente che viene trasformata in zombie mi fa incazzare. Vieni. Bella. Mamma, quante cose! Raga, questa è la vita. L'IP, raga, cercate MineZ su internet e trovate tutto quanto. Pozione di salute, bellissima, raga, abbiamo tutto, abbiamo tutto. Porca puttana. Che buco del culo. Sapete cosa facciamo ora? Vediamo, siamo su Romero. Siamo vicinissimo alla... Ah, questo è nostro. Siamo vicinissimo alla costa. Beviamo un po' d'acqua perché la barra dell'esperienza che vedete giù, quello è il rumore che facciamo, mentre il numeretto che c'è sopra è la sete che abbiamo. Siccome stiamo morendo di sete... Ah, cazzo, per un casino puoi risalire. Vabbè, dentro ci sarà qualche fontana. Sì, Adesso entriamo dentro la città, Vediamo i commenti. Sono in EU1, ragazzi. EU1. Un salutissimo a Klaus. Bellissimo. Certo che li leggo i commenti, raga. Li leggo tutti praticamente. Non è vero che non li leggo mai. Allora, qua sicuro è pieno di zombie. Pienissimo proprio. Se volete venire a giocare con me facciamo team. Allora, se volete sapere come giocare a questo gioco, questa mod, andate sul canale di Ambu, quello di Jimba. E chiedete, no, non chiedete un cazzo, ma guardate i video che ci sono. Troverete tutte le informazioni utili per poter giocare a questo gioco. Raga, sono in EU1. Minchia, ve l'ho detto 1000 volte, Cristo. Qua non c'è un cazzo praticamente. Queste cose non si possono impilare? Ah, ok, in questa mod non si può impilare niente. Però possiamo fare così. Ripariamo questo. Ripariamo questo. Così. Ah, ma vedi che non è silver. Casco di cuoio. Giubba di cuoio. Silver member armor. No, allora ce le teniamo così. Che ne so io. Ah, qua possiamo buttare le cose. E allora facciamo così. No, non buttiamo niente. Non si butta mai niente in questo server proprio. No, zombie. Non mi devo far sentire. Cazzo, è pieno. Cazzo, è pieno. Speriamo che non laghi, raga. Aspettate che controllo. Cioè, un po' lagga sicuro, però non troppo. E soprattutto... Cioè, io farei anche qualche Hunger Games, no? Però lagga veramente. Entriamo qua. Dai, una chest, una bella chest, una bella chest. Qui non ce n'è, magari più su. Il bello è che la fame... Una chest. Arco, bella così, è questo. Potrei usare una pozione di salute istantanea. Però me la bevo. Vediamo, Abemus Papam. In che EU sei? EU1. Minchia, un'altra volta me lo dovete chiedere. Che non leggo i commenti. Ma se li leggo tutti, raga, non dite bolle. Bolle B. No! Lì c'è un tipo. Vieni a fare team con me. Tipo.
Ok, raga, questo tipo farà team con me. Bella, ce n'è anche un altro. Ok. Facciamo team con, con questi ragazzi qua. Ma perché? Vi spiego, questi server sono molto più server... raga, come aspettami lo spawn? Non c'è uno spawn. Datsu Kri... Praticamente devi entrare nel gioco e una volta che sei nel gioco devi cercarmi. Le coordinate le vedi qui, tanto che le tengo sempre aperte. In questo gioco, dicevo, si gioca praticamente sempre contro gli zombie. Perché il vero nemico sono gli zombie. E qua? Ok, questi... Vedete? La gente tende a far team. Perché il vero nemico in questo gioco sono gli zombie. Perché sono veramente troppo, troppo OP. Cioè, sono qualcosa di assurdo, gli zombie. Questo qua mi sta cercando di far capire che dovevo schiacciare le due leve per poter aprire la cosa. Ma non si apre. Si è aperta, bella. No, lo zombie è rimasto incastrato, probabilmente ci stava inseguendo. Ah, ecco, vedete, abbiamo trovato acqua, per fortuna. Però non c'è un cazzo, e mo come si esce da qua? Bellissimo, tra l'altro, come server. Ah, non si riescono a leggere le coordinate. Le coordinate di ora sono più o meno 1900-500. 1900-500. Qua la gente sta combattendo. Aiuto, uno zombie! E questo qua è con me? Non lo so. Vedete che la gente tende a... Oddio! Cosa ha fatto? Oh mio Dio! Ma l'avete visto cosa ha fatto? Ha tenuto premuto non so cosa. Aiuto. Ma quel coglione non viene con noi? Ma io uso il mio arco. No, dai. Oddio. Comunque, vediamo che ore sono. In base a che ore sono chiudiamo. 10 minuti e chiudiamo, raga. Dieci minuti e chiudiamo. È un casino. E io li leggo i commenti, però... Vabbè, la prossima volta, raga, ci organizziamo e giochiamo tutti assieme. Ma questi che cazzo stanno facendo? Ma cos'è questo salto? No, io me ne fuggo. No! Merda, mi sei fottuta la spada. E adesso con cosa combatto? Ok, ho lisciato clamorosamente. No, questo... Mio Dio. Oddio, che lag! Sì, vabbè, sta laggando. Ma che cazzo succede? Aiuto! Va, fuggi, 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 Puda, fuggi, fuggi, Puda, fuggi, Puda. Merda! Questo mi vuole uccidere. Ma vaffanculo! Sono morto ovunque. Peccato perché era una buona partita. Vabbè, comunque ragazzi, a questo punto allora bisogna chiudere lo stream perché veramente si è morti ovunque. E basta. Scusate se in questo momento così tanto... Guardate che bello tra l'altro la lobby. In questo momento concitatissimo non sono morto, ma quello pensavo fosse un alleato, invece ci ha distrutto. E non vi ho cagato molto in questo momento concitato appunto. Allora, scaricatelo, dovete cercare MindZ.
Ed è semplicissimo, ma... sì. Ci siete ancora? Ok, sì, ci siamo ancora. Io direi di fare le ultime domande, se volete, e gli ultimi... Gli ultimi... Gli ultimi commenti. Diventerà tutto nero per un momento. Abbiate pazienza, ma... È così, lol. Commenti? Se fate commenti vi rispondo alle domande, così. Domani metterò il prossimo episodio di The Walking Dead. No, ora niente partita Mindsy. Perché raga appena finito. Abbiamo scapa. Che palle. Si aggiorna non troppo velocemente questo coso. Anzi, sapete cosa faccio? La volete una partita a LOL? Una partita a LOL su... Tanto sono sicuro che non la volete, però... Vediamo. Volete una partita a LOL? Tanto non la volete la partita a LOL. Se la volete ditemelo. Vediamo un po'. Raga, io sono la più grande cosa nabba di LOL. Dai. Allora facciamo così. Interrompo un attimo la trasmissione. Chiedo a quelle persone se fanno una partita LOL con me. Se la fanno bene, se non la fanno Zinchigravasi Sukun. Giusto per dire così. Però non so se LOL... È un po' difficile comunque. Vediamo. Facciamo così. Stoppo questa live, e ne faccio una tra poco. Quindi rimanete sintonizzati sul canale, fra un po' vedrete la live. Inizierà a fare alle... Che cazzo di ore sono? Sono le 9:30, inizierà alle 8 meno un quarto. Ci sentiamo tra un po'. A tra poco.